Settimo turno del campionato di promozione, è tempo di big match a Santa Margherita Ligure. Si affrontano la San Margheritese e il Canaletto, due squadre partite benissimo ed ancora imbattute. 16 punti per i padroni di casa, 14 per gli ospiti giallo-blu. È un primo tempo a due facce, quello che va in scena allo stadio Broccardi. All'inizio regna un grande equilibrio, tanto che bisogna aspettare ben 21 minuti per vedere la prima occasione. Punizione di Casanova che gira ma non si abbassa in tempo. Il match si stappa al minuto 29, quando un rimpallo a centrocampo si trasforma in un invito a rete perfetto per Mattia Roncarà, bravissimo a muoversi coi tempi giusti e a rimanere freddo e lucido davanti a Raffo per portare avanti il Canaletto sul momentaneo 0-1. La San Margheritese non sta a guardare e reagisce subito. Al 38esimo la discesa di Simone Di Lisi termina con un'elegantissima trivela. Attende il pallone a centrare a Daniele Massaro che incorna a porta sguarnita e rimette tutto in equilibrio. C'è spazio anche per un giallo a fine primo tempo. Di Lisi calcia e impatta sulla traversa. Il portiere ospite Adroit rischia di essere sorpreso dal rimbalzo del pallone. Per il direttore di gara Donati non è gol. Attraverso i nostri replay possiamo vedere come la sua decisione sembri corretta. Dopo il tocco di piede del portiere Spezzino, il pallone pare rimbalzare esattamente sulla riga di porta. Prima frazione che termina così fra le proteste dei padroni di casa. Nel secondo tempo si ricomincia su ritmi altissimi con grande spettacolo. Al 49esimo Cuccolo scappa via in area di rigore. Sul primo tentativo di Pedaci la difesa arancioblu è ottima, ma non può nulla sulla seconda conclusione di Roncarà, che fa 2-1 e può far festeggiare i suoi. La San Margheritese si fa vedere in attacco subito dopo, con questa punizione defilata. La sponda di Mortola pesca battaglia che non trova la porta. Al 60esimo minuto ci prova anche Casanova che conclude alto sopra la porta gialloblu. Il Canaletto cerca di fare tris con il suo bomber Luigi Pedaci, pallone che scivola fuori al 62esimo. Un minuto più tardi la squadra di Giacobbe riacciuffa il pareggio e lo fa con un gol costruito interamente da Edoardo Battaglia. Buonissima la sua preparazione al tiro con tanto di dribbling per evitare la scivolata di Vanni, poi conclusione potente affilata col mancino che termina imparabilmente nell'angolino. Dopo il 2-2 i padroni di casa credono nella rimonta. Colpo di testa di Massaro sul primo palo, Adroit blocca sicuro. Il gol del sorpasso arriva al 75esimo per la San Margheritese. Corner battuto corto per il traversone di Sacco. Una carambola fra Coppola e Gambino porta il numero 5 ospite a toccare nella propria porta il gol che equivale al 3-2 avversario quando manca un quarto d'ora. Il Canaletto negli ultimi minuti tenta il forcing finale e si getta in attacco, prima con la punizione alta di Poco di Cuccolo, poi con il colpo di testa di Giannoccari che anticipa tutti ma non sorprende Raffo ben piazzato. L'ultimo evento del match è l'espulsione del subentrato Casoni per un contrasto molto duro a centrocampo con lo stesso Giannoccari. La San Margheritese termina così la partita in 10 uomini, ma porta comunque a casa 3 punti importantissimi, che le permettono di mantenere l'imbattibilità e rimanere al primo posto in classifica, al pari di Busalla e Vallescrivia.